Una serie di iniziative qui presso la caserma dei Carabinieri, la prima direi in assoluto in Italia, in collaborazione con il Comune, con l'Associazione Volontari di Strada, col maestro Panadia, col gruppo di Casesa, insomma tante gente per festeggiare un Natale sicuramente diverso dopo la pausa del Covid. Un Natale sociale e solidale. Che verrà realizzato grazie all'amministrazione comunale di Agrigento e grazie a degli artisti e a dei personaggi che, mi preme dire, famosi, importanti di questa città, che si sono offerti gratuitamente per mettere a disposizione della cittadinanza una serie di eventi che renderanno il nostro Natale più bello. La collaborazione è nata spontanea, penso che è la prima volta, secondo me, è la prima volta anch'io che mi trovo in queste situazioni, sono lusingato, onorato che il nostro comandante con lo Stinco abbia avuto questa iniziativa. Io poco fa ho detto, è una rivoluzione epocale e forse siamo veramente, Agrigento è la prima in assoluto per poter offrire a tutta la cittadinanza quello che realmente verrà realizzato all'interno della caserma. Questa è stata un'idea grande, un'idea di grande solidarietà e di grande cultura che l'Arma dei Carabinieri ha voluto offrire alla nostra Agrigento. Penso che sarà la tappa all'inizio di iniziative che seguiranno a breve. La grotta con il pastorello sarà qui proprio dentro la caserma dei Carabinieri e si potrà visitare, diciamo, liberamente. Sì, l'opera sarà realizzata dal maestro Roberto Panadia, un artista di fama internazionale che per la prima volta dopo 30 anni torna ad esporre ad Agrigento. Lo farà qui all'interno della caserma, il presepe sarà visitabile, quindi la nostra caserma sarà aperta al pubblico, sarà ovviamente gratuito, ma mi preme ricordare che parallelamente ci sarà la possibilità di acquistare il calendario dei volontari di strada con una piccola offerta, il cui contributo andrà sicuramente a rendere più bello il Natale anche di qualcun altro che ha bisogno. Assessore, tante le iniziative, coinvolgerete anche il centro storico, i mercatini agricoli, insomma anche il teatro Pirandello brevemente. Sì, assolutamente, ci saranno tante iniziative, stiamo lavorando velocemente e speditamente sul programma che verrà presentato immediatamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prima dell'Immacolata speriamo, in quanto abbiamo ottenuto un finanziamento dall'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo di 40.000 euro, che sembrano tanti ma non sono così tanti per fare un Natale dove arriveremo dal centro città, arriveremo alle frazioni, nessuna frazione verrà lasciata indietro, quindi metteremo un albero di Natale in tutte le frazioni come già abbiamo fatto l'anno scorso e faremo tante iniziative di novene, dei concerti, coinvolgeremo sicuramente il teatro, coinvolgeremo anche il centro storico, anche la cattedrale e quindi abbiamo un calendario ricco di iniziative che saranno appunto per un Natale diverso, un Natale speriamo sempre migliore e grazie anche ai volontari di strada per il lavoro che fanno e quindi anche di segnale forte sociale, grazie al colonnello e grazie a tutti coloro che si stanno impegnando perché la cultura e questo senso di bellezza delle cose sia sempre più in alto per Agrigento. E quindi concludiamo dicendo viva Agrigento e buon Natale a tutti. Grazie. E io aggiungo salviamo il Natale. Anche i volontari di strada coinvolti in queste iniziative natalizie? Sì, certo, quest'anno ci sono più difficoltà rispetto agli anni passati perché c'è la pandemia, per cui siamo un po' nelle condizioni di non poter organizzare tante manifestazioni e tanti incontri con le persone, però il 22 ci sarà a Villa Seta questa bella manifestazione, cerchiamo di raccogliere qualche soldino per finanziare le nostre attività attraverso questo calendario e una piccola offerta di 3 euro si può fare, staremo un anno assieme con questo calendario e ringraziamo il colonnello Stingo, anche Don Salvatore, che ci ha dato questa vetrina stamattina per poter pubblicizzare il nostro calendario. Un'iniziativa sicuramente la prima in Italia, insomma, grazie anche al suo impegno famoso dovunque, anche qui ad Agrigento. Io ritorno qui ad Agrigento con un'esposizione pubblica, quest'anno dopo circa 30 anni, si è avviato tutto 30 anni fa, ci sono stati alcuni eventi, però questo di qui segna in modo particolare la ripresa dopo 2 anni di sosta forzata. La cosa meravigliosa è che si apre proprio all'insegna della bellezza all'interno
della caserma dei Carabinieri, un luogo delle istituzioni, un luogo che siamo abituati a vivere e a vedere in maniera diversa. L'arma che si apre alla bellezza, la bellezza cura il territorio. Io ho aderito a questo invito proprio in maniera diciamo, immediata e lo sto facendo veramente gratuitamente ovviamente, ma al di là della gratuità lo sto facendo veramente con un impegno particolarissimo, perché il messaggio che viene lanciato è un messaggio veramente importante. Giovanni Mangione, una mega torta di 200 kg che però organizzerete con un'associazione di bambini Down. Sì, il giorno 23 saremo presenti anche noi, in cui realizzeremo questa torta con un presepe tutto commestibile ovviamente, con delle casette fatte di cioccolato, di pasta di zucchero roccia, comunque tante tecniche lavorative. E al mio fianco ci sarà uno staff di ragazzi con sindrome Down, quindi sarà anche uno spettacolo anche vedere loro lavorare, coinvolgerli, e tutti vestiti anche da pasticceri, quindi sicuramente sarà una cosa molto bella, molto impegnativa, ma con tanta soddisfazione.